A Venezia c'è un'opposizione populista, generica, offensiva, incapace di fare proposte concrete, ma abilissima nel polemizzare nella speranza di ottenere 5 minuti di notorietà. E durissima la replica dell'assessore comunale alla viabilità Renato Boraso alla richiesta di dimissioni avanzata dal Partito Democratico per i problemi di questi mesi della CTV. È incredibile che il PD chieda le mie dimissioni di fronte a una situazione finanziaria disastrosa della CTV, invece di impegnarsi a Roma a chiedere i fondi. Abbiamo perso 80 milioni di euro e questi perdono il tempo a chiedere le mie dimissioni. È veramente una vergogna. Boraso non fa giri di parole. L'opposizione è dura nel chiedere la testa degli amministratori e contemporaneamente morbida o con la testa girata da un'altra parte davanti a sindacati estremisti, assenteisti cronici, malati immaginari improvvisi, alcuni lavoratori che godono di vecchie posizioni privilegiate che creano evidenti disparità con i neoassunti, aggressioni a rappresentanti dei lavoratori, strane rotture dei mezzi e molte altre situazioni. Si vergognano coloro che veramente non sanno cosa fare, se non invece di ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato per salvare l'azienda CTV Gruppo AVM, 3.000 collaboratori a rischio fallimento finanziario, persi 80 milioni di euro, non è arrivato un euro da Roma. Si vergognano coloro che ci chiedono le dimissioni. Al di là di quelle che definisce polemichette ferragostane, l'assessore alla mobilità Renato Boraso assicura che sarà risolta anche questa situazione in ACTV una volta per tutte. Puntando sul premiare merito, fatica e competenza, conclude, dalla pandemia si uscirà con un'azienda che resta pubblica e sarà più forte.